Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi è nostra gradita ospite Francesca Filippi, che è biologa nutrizionista. Lei lavora anche all'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. L'abbiamo raggiunta via Skype. Buongiorno dottoressa Filippi. Buongiorno a Grazie. tutti. Grazie per essere qui con noi per parlarci di un argomento che le sta particolarmente a cuore, tant'è che ne aveva parlato anche nel corso del convegno che era stato organizzato dal Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine a Bibbione, addirittura l'11 dicembre scorso. Noi ne avevamo già parlato anche con lo stesso professor Gigli e comunque lei in modo particolare ha affrontato gli approcci nutrizionali low carb nel trattamento delle malattie neurologiche. E intanto facciamo un po' una sintesi di quello che è emerso dal convegno, anche se già abbiamo dato spazio a suo tempo, però è per capire come qual è il connubio fra una corretta alimentazione e problemi neurologici. Sì, allora, quello che è emerso dal convegno è appunto, si è visto che la dieta chetogenica risulta essere una terapia alternativa per, diciamo, mitigare quelli che sono i sintomi legati ad alcune malattie neurologiche come la sclerosi multipla, come l'emicrania. Diciamo che dal convegno sono emersi dei dati diciamo significativi di alcuni studi che abbiamo portato avanti proprio in clinica. Nello specifico abbiamo visto dei primi dati per quanto riguarda i pazienti che sono stati reclutati nello studio che fatica, quindi uno studio in cui si somministra la dieta chetogenica ai pazienti con sclerosi multipla relapsing remitting, e si è visto che questo ha portato appunto a un miglioramento del sintomo della fatica. Voglio qui dire appunto è il sintomo che tende ad essere il più difficile da gestire ed è quello che dà, diciamo, più effetti collaterali, tanto che è la prima causa per cui, diciamo, un paziente lascia anche il proprio lavoro. Oltre a questo si sono visti anche dei risultati rispetto all'applicazione della dieta chetogenica in pazienti con emicrania, e si è vista una significativa riduzione proprio delle giornate, quindi dei giorni con episodi di emicrania, e anche una riduzione dell'assunzione di farmaci sintomatici. Ecco, parliamo proprio, cioè diamo una definizione a questa terapia chetogenica. In che cosa consiste? Allora, diciamo che la terapia chetogenica, per terapia chetogenica si intende proprio qualsiasi intervento, diciamo, nutrizionale induca l'organismo a produrre corpi chetonici, a partire diciamo dai grassi esogeni, o quelli che noi prendiamo attraverso la dieta, oppure dai grassi endogeni, ossia quelli che noi abbiamo, diciamo, in riserva. E la dieta chetogenica, quindi, producendo questi corpi chetonici, intende produrre l'unica fonte energetica alternativa allo zucchero. Se pensiamo per esempio all'uomo come una macchina, diciamo che come carburante principale la nostra macchina di solito va a zuccheri, ma in assenza di zuccheri appunto si crea una benzina alternativa che è appunto il corpo chetonico. E quindi sarebbe meglio non andare praticamente a pescare da quella che è la nostra riserva. Sarebbe meglio dare un corretto apporto, no? Misurato. Sì, diciamo che con la dieta chetogenica, allora, l'approccio è duplice, nel senso che con la dieta chetogenica noi diciamo, iniziamo una dieta che tende ad avere un grosso apporto di grassi. Quindi diciamo che è una dieta normoproteica a bassissimo impatto glucidico, però iperlipidica, quindi con un apporto importante appunto di grassi, ed è proprio grazie a questa quota di grassi che il corpo riesce a produrre questi corpi chetonici come appunto unica fonte energetica alternativa allo zucchero.
Quindi, Qualora però, diciamo, siamo di fronte a un paziente che presenta magari anche delle problematiche di peso, quindi si parla di sovrappeso o addirittura obesità, si può sfruttare la dieta chetogenica, diciamo, come anche terapia dimagrante. Perché? Perché vado ad abbassare l'apporto di grassi e di conseguenza i corpi chetonici vengono formati a partire dalle nostre riserve di grasso e non dalle riserve, non dalle fonti, diciamo, di grasso esogene. è comunque riservata praticamente a pazienti selezionati, non è per tutti. Sì, esatto, nel senso Mm. che non tutti, diciamo, non tutte le persone, non tutti i pazienti possono affrontare questo tipo di dieta. È una dieta sicuramente sbilanciata, per cui c'è tutta una categoria di pazienti a cui non viene consigliata, quindi i pazienti che magari hanno avuto precedenti di insufficienza renale o cardiaca o diciamo alcune determinate malattie che poi vengono valutate singolarmente. E quindi appunto, essendo proprio una dieta sbilanciata, va anche controllata da questo punto di vista. Prima di poter reclutare un paziente per una dieta chetogenica devono comunque essere fatti degli esami, seppur diciamo di routine, quindi esami ecco, banali, devono comunque essere fatti per poter diciamo, procedere in sicurezza con lo svolgimento di questa dieta. Ecco, e come viene praticamente impostata? Lei mi ha detto che appunto prima bisogna analizzare per capire se il paziente può sottoporsi appunto a questo tipo di dieta. Una volta accertato che si può fare, come operate? Che cosa fate? Allora, diciamo che la prima visita che viene di fatto svolta da me è una visita in cui viene fatta un'anamnesi personale, nutrizionale, quindi dove vengono diciamo anche indagate un po' le abitudini di vita, quindi cercando di capire quanto abbinabile e applicabile sia questa dieta al paziente che abbiamo di fronte. A quel punto viene spiegato cosa si tratta, cosa significa fare una dieta chetogenica, quindi di conseguenza anche un po' i limiti che ha questa dieta, il fatto di non poter mai sgarrare, quindi non poter fare un pasto libero e quindi diciamo anche rinunciare a quelli che sono alle volte i piaceri della vita, la pizza piuttosto che altri momenti conviviali. E Quindi durante... è molto stretta, non si può Sì, sgarrare sì. di... ma per quanto tempo? Allora, diciamo che in ambito neurologico Mm. si cerca sempre di far seguire la dieta almeno 3 mesi. Questo perché, diciamo, la letteratura ci suggerisce questo termine, diciamo, limite di tempo entro il quale si riesce a capire se effettivamente la dieta sta dando i suoi Mm. benefici. In realtà poi, sempre in ambito neurologico, la dieta può essere portata avanti anche 6-12 mesi. Diciamo che il termine di tempo viene deciso anche con il paziente a seconda della sua compliance. Ecco, io l'ho interrotta, lei mi stava spiegando praticamente tutto il percorso. Mi scusi, ma ero curiosa appunto di capire per quanto tempo uno deve, no, deve rinunciare ai piaceri della tavola, che poi non è detto, no? Perché magari No, ci non è sono detto, nel senso che comunque ci sono delle valide alternative anche nella dieta chetogenica. Mm. Paradossalmente, sempre parlando di un paziente normopeso, sono comunque possibili anche gli utilizzi magari di alimenti come per esempio una maionese se fatti in casa, oppure la panna fresca per farsi magari un bulletproof coffee. Oppure ovviamente la frutta secca sia in forma solida come anche crema di mandorle, crema di anacardi, Mm. l'avocado per chi piace la frutta diciamo più esotica e poi ovviamente tutto quello che riguarda la parte proteica, quindi per esempio carne, pesce, uova, formaggi e diciamo gli affettati, quelli più salubri, quindi Mm. si parla comunque di prosciutto per esempio crudo, di prosciutto cotto, eventualmente alla bresaola. Mm. Sono comunque consentiti. Esistono poi delle ricette anche piuttosto sfiziose, come per esempio, non so, delle crepe fatte con albume, la farina di mandorle, è possibile farcirle con il burro d'arachidi. Quindi, insomma, esistono sicuramente degli escamotage per rendere appetibile e di conseguenza sostenibile questo tipo di dieta, di approccio ecco, nutrizionale. Quello che bisogna spiegare sicuramente al paziente è che è una dieta appunto che ha
un limite di tempo e deve concepirla come terapia. Tant'è che infatti molte volte quello che capita a noi è vedere che il paziente stesso a chiedere di poter andare avanti con la dieta chetogenica, perché chiaramente ci sono dei buoni risultati rispetto a quello che può essere l'emicrania o quello che può essere magari il sintomo fatica invece legato più alla problematica della sclerosi multipla. Ecco, ma gli effetti appunto benefici si prolungano nel tempo, perché lei mi diceva che la dieta deve avere una durata e basta. Ecco, possono avere anche dei benefici, cioè si continua a sentire questi benefici pur non facendo la dieta? Sì, nel senso che noi quello che vediamo è che diciamo, dopo aver stoppato la terapia chetogenica Sì. ed essere ritornati, diciamo, a una dieta comunque a basso impatto glucidico, quindi comunque Sì. controllata da quel punto di vista, senza quindi un abuso di zuccheri semplici, si è visto appunto che questi benefici continuano ad esserci nel tempo, proprio perché la dieta chetogenica comunque a monte esercita un potente proprio effetto antinfiammatorio e di conseguenza questo beneficio si protrae nel tempo. Qualora, diciamo, dovessero riemergere poi i sintomi, gli effetti collaterali, eventualmente si può riprendere un ciclo di dieta chetogenica. Quindi, diciamo, a lungo andare si potrebbe vedere la dieta chetogenica, sempre per pazienti appunto neurologici, come, diciamo, una terapia da ripetere una tantum. Bene, siamo giunti già al termine della nostra chiacchierata. Non posso fare altro che ringraziarla e invitarla prossimamente a una nuova puntata di Family Salute e Benessere e magari per parlare di diete in generale. Grazie alla dottoressa Grazie a Francesca lei, Filippi. grazie per questa disponibilità. Buona giornata. Grazie per averci seguito e noi ci vediamo nella prossima puntata sempre con la rubrica Family Salute e Benessere. Arrivederci.